tensioni tra Oriente ed Occidente sono ancora fortissime, ecco che il pensiero aggregante, in qualche modo risolutivo, di Pierpaolo Pasolini fatto 50 anni fa è ancora di grande attualità. È un incontro importante perché ridetermina in qualche modo l'ultimo arco della sua operosità, tanto come critico, come intellettuale, quanto come cineasta. È veramente per certi versi scioccante pensare a Pasolini oggi di fronte all'America del 2025.